La sequenza filmata è davvero unica. Il maestro Fabio Sapori, fondatore del Green Garden Village di Asseggiano, palleggia in giacca e cravatta con il nuovo maestro di tennis del suo centro sportivo, Omar Camporese, uno dei migliori tennisti italiani del periodo successivo a quello di Adriano Panatta, più volte in nazionale. Arrivò fino al 18° posto della classifica ATP nel 1992. Omar Camporese è un ragazzo che io conosco da quando ha giocato qua nel 1981 i campionati italiani, Under 14, è una persona che ha tanta voglia di dimostrare la sua capacità come insegnante. L'ha dimostrato come giocatore arrivando al numero 18 del mondo, ora lo vuole dimostrare come tecnico, come maestro. Dopo l'esperienza di insegnante a Padova, Camporese passa allo storico Centro Mestrino, che ha definito uno dei luoghi del gotha del tennis italiano. L'ex azzurro punterà a migliorare la tecnica nei giovanissimi. Vedendo il tennis attuale, che è molto fisico, però secondo me lasciano un po' perdere quello che è la tecnica, e il farli conoscere ai ragazzini un attimino quali sono tutte le difficoltà, il conoscere il campo, credo che ultimamente non si sia ricercato da questo punto di vista. A Mestre ci sono già almeno 5 tra ragazzi e ragazze che possono ambire ad alti livelli, ha detto Camporese. Struttura e insegnanti non mancano. Qui si giocò la finale Italia-Belgio di Coppa Davis nel 2000 e decine di edizioni del torneo internazionale Venice Open. Quest'anno il Green Garden compie 40 anni, una bella età, e la maturità appunto dei 40 anni prevede per il futuro altri traguardi. Sapori ha ammesso di aver scelto Camporese non solo per la grande qualità, ma anche per il carattere, plasmatosi fin da ragazzo nei campi di terra battuta. Io ero un bimbo timido e il tennis mi ha portato a farmi cambiare il carattere.